Oggi un'interessante iniziativa su metaverso e intelligenza artificiale qui all'Istituto Leonardo, un aggiornamento importante, si discute di nuovo tecnologia, addirittura del Web 3. Quanto è importante, diciamo, per i ragazzi sapere, diciamo, informarli maggiormente su questo mondo digitale che aumenta giorno dopo giorno? Ma assolutamente fondamentale. Come dicevo poc'anzi ai miei ragazzi, in questo percorso di innovazione che abbiamo avviato già da qualche anno a Leonardo, questo è un appuntamento importantissimo, perché di fatto li stiamo portando in un futuro che poi non è così lontano, in cui i cui protagonisti saranno proprio loro. Oggi a questa generazione Z non si può parlare più di web nella maniera, diciamo, classica con cui ne abbiamo parlato finora, né si può parlare di rete allo stesso modo. Anche i social cominciano ad essere un po' superati. Sappiamo bene che il concetto, diciamo, del futuro al momento è il metaverso e l'intelligenza artificiale con tutto ciò che comporta. Noi già in questo solco di innovazione avviato da qualche anno abbiamo cominciato con una curvatura robotica che si occupa anche di intelligenza artificiale, ma oggi stiamo cercando di avviare i nostri ragazzi ai contatti con le aziende che studiano e hanno portato, nel nostro caso la Olimind, in Italia il metaverso con l'intelligenza artificiale, e quindi diciamo che diventa quella di oggi anche un'occasione di confronto con colossi del settore che chiaramente verranno a dire ai nostri ragazzi quali sono gli reali sbocchi anche lavorativi del futuro, oltre che formativi. Bisogna anche stare molto attenti alla sicurezza cibernetica, un obiettivo anche che il Ministero si sta ponendo anche per le varie scuole d'Italia. Assolutamente, infatti proprio oggi ci siamo imbattuti questa mattina in un blocco di WhatsApp di cui siamo rimasti tutti vittime a livello mondiale. Bene, proprio poc'anzi si diceva che con la blockchain, che è appunto un altro argomento che verrà affrontato questa mattina, questo, diciamo, possesso di dati, anziché essere centralizzato, verrà distribuito, per cui è importantissimo proiettare i nostri ragazzi verso un futuro che ovviamente deve partire dal presente, indubbiamente, e quindi deve avere anche gli strumenti con cui i ragazzi nella loro formazione dovranno affrontare questo futuro, ma deve essere un futuro che loro comunque devono cominciare a conoscere. Ecco, in questa direzione avete anche altre iniziative in cantiere prese? Assolutamente sì, stiamo lavorando con i nostri percorsi, i nostri progetti, stiamo insomma cercando di curare al meglio quest'area che riteniamo che sia davvero il futuro delle nuove generazioni, quindi lo sentiamo più come un dovere più che come un obiettivo. Ecco, quanto è importante incontrare ragazzi e aggiornarli sulle novità del mondo internet, si parla addirittura di Web 3, insomma tanta carne al fuoco. Sì, tanta carne al fuoco, perché il Web 3 sta inaugurando un nuovo modo di vivere il mondo internet. Tutti noi oggi viviamo nei social network. Bene, quello che ci stanno dicendo in questo istante i ricercatori di Olimind, che è un'azienda che deriva dalla gloriosa Olivetti, che sono ricercatori proprio in questo settore, ci dicono che ben presto noi saremo in un'altra dimensione, quella del Web 3, che è basata sulla blockchain, dove i dati non sono centralizzati nelle grandi aziende che conosciamo, ma sono distribuiti attraverso appunto la blockchain. Questo comporta, ed è importante per i ragazzi, che stanno nascendo delle nuove professioni che loro possono, avendo 16 anni, essendo la generazione Z, possono abbracciare con tutta la libertà. Ecco, bisogna anche stare attenti alla sicurezza su internet, quanto è importante, diciamo, stare attenti, è un pericolo oggi costante questo. Sì, è un pericolo costante, infatti i ricercatori ci dicono come il Web 3 possa normalizzare determinate strutture che siamo abituati oggi a vedere online, come gli haters, i profili falsi che fioccano un po' ovunque. Bene, con la tecnologia blockchain una parte di queste strutture viene sanata, però sappiamo che la tecnologia ha sviluppi imprevedibili e quindi l'attenzione deve sempre essere massima. Ecco, la raccomandazione che arriva da un professionista, un professionista del settore, verso chi naviga magari un po' inconsciamente, qual è?
Allora, quella sempre di informarsi. Oggi internet ci permette non solo di avere informazioni facili da arrivare, però attraverso una ricerca un po' più approfondita possiamo capire quelle che sono le strutture già oggi e soprattutto per difendere gli anziani e i giovani, perché ormai diciamo, la tecnologia permea qualunque generazione, informarsi sempre di più e trovare dei punti di riferimento validi, come possa essere la polizia postale e altri esperti che possano aiutarci a fare un po' quella educazione digitale che ci può preservare da spiacevoli sorprese.